Raccontavano ad un prete che la madre era stata accoltellata dal padre, che poi si era tolto la vita in carcere, rimanendo così solo con i due fratellini piccoli, riuscendo a farsi consegnare 3.000 euro tra viaggi e spese funebri. Una delle emblematiche storie raccontate dalla banda di marocchini per truffare i preti dai 40 agli 80 anni, a cui sono riusciti a sottrarre più di 50.000 euro, soldi attinti dai sacerdoti dai fondi per i bisognosi. Si presentavano presso diverse parrocchie della Castellana, del Trevigiano, del Vicentino e del Padovano. 5 i preti che ad oggi hanno sporto denuncia. I 3 marocchini finti poveri di 20, 21 e 22 anni, 2 dei quali residenti rispettivamente ad Asoles e Usino, sono stati denunciati a piede libero. Abilissimi nell'implorare la pietade e nel far leva sul senso di carità cristiana per condurre la bella vita a Parigi e all'estero, anche con le 2 auto comprate dai preti affinché potessero recarsi ai corsi lavorativi in realtà mai frequentati. Ma non basta. Pagando con quasi 5.000 euro ed acquistando 2 personal computer per seguire lezioni online. Per gli inquirenti il numero dei prelati truffati sarebbe destinato a crescere, considerato che il raggiro dal Veneto si sarebbe esteso fino al Friuli Trentino Alto Adige. L'invito che noi facciamo ai parroci è di non abboccare a queste storie che vengono raccontate anche con grande perizia e risultando molto credibili. Quindi qualora ritengono di avere delle storie che possono sembrare sospette, di rivolgersi senza remora ai carabinieri.